Amici bellini, benvenuti al primo episodio, alla prima puntata, al primo appuntamento con il podcast di Caffè Napoli 1926. Eccetera eccetera, il podcast è attivo, è su Spotify, è sulla pagina mia personale di Red Circle, lo trovate il link, se non usate Spotify trovate il link nel tab community, ho postato la prima fotografia, la reazione l'abbiamo fatta, l'avete vista, se non l'avete vista andatevela a vedere perché è una reazione imperdibile, tra gol di Yusai, tra colpi di tacco di Yusai, tra gol di Allan Redivivo e 4 fuorigiochi annullati, è un meme, abbiamo detto, è una partita meme che non si può perdere, ma è arrivato il momento di fare l'analisi perché noi non ci fermiamo alla reazione, dobbiamo capire, dobbiamo strutturare, dobbiamo analizzare e speriamo che nessuno ci interrompa perché noi non facciamo caciara, cerchiamo di fare una buona analisi e dobbiamo capire se il Napoli si è comportato bene o meno, perché ne ho sentite di ogni, ne ho lette di ogni, e un attimo solo, finché è una reazione a caldo è una cosa, ma quando poi si comincia a dire che il Napoli meritava di perdere, no. Un attimo solo, calmiamoci un secondo e andiamo subito, senza indugio, a vedere le immagini della Moviola. Andiamo a vedere il primo gol, subito, annullato. Ma l'abbiamo subito comunque. No, tu fai comincia a fare silenzio tu, perché non va bene così. Guarda che... silenzio. Ascolta prima, magari intervieni, ma non rompere le palle. Allora, pausa subito. Cerchiamo di capire. Allora, abbiamo un disimpegno, il Napoli è in possesso di palla, torniamo indietro. Perché tu interrompi, torniamo indietro. Allora, Manolas, c'è stato un disimpegno di Lobotka non precisissimo. Manolas, sappiamo che in impostazione a difficoltà si guarda indietro, il Sassuolo blocca il passaggio al portiere, quindi Manolas la rilancia. Questo è il primo errore. Io non capisco una cosa, ma è mai possibile che giocatori di Serie A, difensori, quando fanno questo rilancio non riescono ad alzare il pallone? Lo so. Questa è la prima cosa che io non concepisco. Comunque, il pallone raso a terra arriva comunque in un giocatore del Napoli e abbiamo la leziosità di Fabian, solita, che fa il tocchettino. Era comunque difficile da giostrare e quindi Callejon non può intervenire. Il Sassuolo recupera palla velocemente, scambio, bel gioco. E qui che cosa succede? Qui si ferma Di Lorenzo, corre e segue, si ferma Manolas e si ferma bene, ma loro non vanno direttamente. Questo è l'errore che secondo me è l'errore sarriano. L'errore sarriano nel senso una squadra che si piace troppo. Fanno sempre un triangolo in più quando poteva probabilmente bucare direttamente. In questo triangolo Di Lorenzo ha la possibilità di fermarsi. Ricordiamo che la linea la gestisce Koulibaly, lo vedete qua, che comunque chiama il fuorigioco. Di Lorenzo si ferma un attimo e mette in fuorigioco il giocatore del Sassuolo, che non so pronunciare, quindi non ci provo nemmeno. Ma come non sai pronunciare? E quindi abbiamo il primo fuorigioco. Ci sta, netto o meno netto, non sta a noi farlo. Noi non facciamo i guardalinee poi lo chiama. E perché c'è una regola del genere? Perché sono regole come queste che rendono più divertente il calcio. Secondo gol, la seconda azione. Qui ci sorprendono. Qui ci sorprendono perché ci siamo abituati al Sassuolo che giostra fazzoletto dall'inizio. Sì. Che cosa vuol dire? Vuol dire che improvvisamente al lancio non eravamo preparati. Guardate com'è alta la nostra pressione. Malissimo. Di conseguenza, se questo è Fabian Ruiz, questo è Milik, questo è Zielinski e questo è Lobotka addirittura, se non mi sbaglio, troppo alti. Siamo tutti troppo alti. Vedi, troppo alti. Vedi. Allora guardate, sul lancio questo qua in alto è Insigne, perché noi sappiamo, e secondo me è Lobotka che sbaglia la posizione in questo caso, perché in quella zona troppo. E quindi sul lancio che cosa succede? Che chi sono questi due? Sono Koulibaly e Manolas, i centrali. Manolas tenta l'anticipo e lì probabilmente è un errore, perché devi guarda come siamo tutti sbilanciati. Lo vedo. Esatto. Allora nel momento in cui siamo così sbilanciati, il tentativo di anticipo va a vuoto, va proprio a vuotissimo, e il Napoli si trova in inferiorità numerica in questo caso. Isai scappa, Di Lorenzo scappa, Koulibaly sta qua, e cosa succede andando avanti? Koulibaly recupera poco. E qui Di Lorenzo taglia un pochino verso il centro, attratto dal pallone, però quasi
quasi, attenzione, quasi detta il passaggio. Alle volte, Ah sì? io ricordo anche quando giocavo io a calcetto, eccetera, eccetera, tu Sentiamo. devi anche dettarlo il passaggio, devi invitare l'attaccante a dettare il passaggio se sai che puoi intervenire. Questo nel caso del calcetto. Nel caso del calcio, se inviti al passaggio, devi fare quel passettino per mettere l'attaccante in fuorigioco. Molto ben fatto. una se teoria permettete. no, è una Perché teoria in questo tua. caso arriva dopo qualche passettino di troppo il passaggio, Di Lorenzo lo ha messo in fuorigioco e poi si continua, c'è la parata di Ospina verso il centro che è un po' horror, Manolas scivola, Koulibaly resta in porta e secondo me è giusto. Chiariello sta impazzendo, fermi tutti, Chiariello sta impazzendo. Ieri Campano Sport è stata una roba inguardabile. Che Facciamo c'entra? un inserto un attimo. Milik per tutta la partita ha dato una partecipazione zero, avrà percorso 8 metri nell'arco di un fazzoletto di gioco, svogliato. Ora, al di là dei voti che dopo faremo pure, magari se vi diverte, Sì, così. sì. Chiariello parla di fazzoletto in un altro contesto, ma tutta la trasmissione è stata una trasmissione di livore, cercare il litigio. Non ha capito, io mi divertivo con Campione Sport. Sì, Iannicelli ogni tanto ne dice di ogni, ma c'è stato tutto un parlare del razzismo al contrario, insomma, vabbè. È stata brutta, è stata una brutta che te roba. la guardi a fare? Andiamo alla terza occasione del Sassuolo, in questo caso loro sono in possesso di palla e qua c'è il primo errore è Milik. Si vede, Milik si che vede. praticamente non prende né il giocatore né copre le linee di passaggio, è mollissimo, mollissimo. E da lì poi tu non riesci a fare un pressing efficace, perché se tu diventi mollo e alcuni lo fanno e alcuni no, ti hanno completamente. Per questo io non sono preoccupatissimo. Come fai a non essere preoccupato? Scusami. Non sono preoccupatissimo perché contro il Barcellona lo faranno tutti. Saranno tutti tu mentalizzati. Anche se giocasse Milik sono sicuro che con Barcellona diventa un'altra volta un giocatore che vuole giocare a pallone per forza, perché i riflettori, perché devono essere venduti, Speriamo. eccetera eccetera. Quindi nel momento in cui fai male il primo pressing, non fai il pressing e lo devi fare qua. Vedete come scappa, credo sì. sia Zielinski lì che fa, ed è giusto quello che fa. Poi lo prendono in mezzo, Insigne riesce a intervenire, qua lui fa un ottimo movimento. Dov'è che sbaglia Insigne? Nel secondo, perché qui lo recupera e va bene, dopodiché molliccio qua. Eccolo. Con questa suola, se invece la prendevi di punta, riuscivi a prendere uno dei nostri, che credo in quel caso sia Lobotka, e non permettevi al Sassuolo di intervenire. Lobotka quindi è tagliato fuori e qua parte il lancio per Berardi. Credo che già sia in fuorigioco qui, Ma credi o no? perché ha o fatto sai? una buona salita Koulibaly e quindi poi l'azione continua. Non mi ricordo, perdonatemi, non mi ricordo Non si se è ricorda. Berardi qua che è già in fuorigioco o se il fuorigioco avviene dopo su Caputo. Non si Su ricorda. questa cosa qua dove Manolas fa un buon Non sai parlare. fa buono, non mi sfottere. No, ma Fa un buon passo in avanti. Qua i video corrono, io devo essere efficace. È difficile fare. non sai parlare. Ma vedi un po' se devo essere bullizzato. Dopodiché il quarto gol, analizziamo il quarto gol, già semplicemente un film horror di Maksimovic che riceve palla da Ospina, invece di liberarsene, invece qua c'era il passaggio, credo l'avesse dettato, non mi ricordo se era già Politano o Callecon, non lo so, o Fabian Ruiz. Comunque qua Maksimovic decide di fare la cosa più, fa il passaggio ma non lo fa bene, lo fa quando era già marcato il nostro, dopodiché qua parte il contropiede veloce e il fuorigioco è dietro, il fuorigioco è qui sul passaggio, credo sia Traoré, vedete che credo sia Djurjevic, non lo so dire. Calmati. In questo momento del passaggio ha fatto chiaramente Maksimovic aveva fatto l'horror, quindi stava più avanti, il passo lo fa bene Koulibaly e lo mette in fuorigioco, dopodiché si rimette dietro a copertura, perché non ti devi mai fermare, è giustissimo una volta che hai fatto il fuorigioco che continui, perché c'è il VAR. Dopodiché che cosa vuol dire? Che ragazzi, un attimo solo, quando diciamo che abbiamo preso 4 gol, è pure contro di me. Lo so. Beh, però tu Lo stesso. so, ma perché tu la stesso- reazione è la reazione. Nella reazione tu sei a caldo e no. vuoi che la tua squadra non subisca mai gol e stai tutto preoccupato e stai tutto emozionato. Emozionato. Però con la calma di chi fa poi il mestiere dell'opinionista, non io,
ma gli altri, i professionisti dell'opinione, bisogna un attimo ragionare e dire: oh, hai fatto bene 4 volte la regola del fuorigioco, va bene, c'è la regola del fuorigioco, si può anche usare contro una squadra che fa molti triangoli, molti passettini, non va verticale, allora vuol dire che è stata studiata, va bene. Non so se puoi essere così rischioso, prenderti tutti questi rischi contro il Barcellona, ma in questo caso si deve dire 2-0, partita vinta e basta. Basta. Noi facciamo le analisi dall'interno dopo, eccetera eccetera, ma le opinioni generali delle altre, delle televisioni, cose, non mi stanno bene. Calma. E poi facciamo un'ultima moviola. Quando un signore come Yusai, che sta giocando adattato terzino a destra, che fa una partita, ieri la partita proprio molti l'hanno detto, proprio i pianeti si sono allineati. Quando un signore che si chiama Yusai mette un cross di sinistro, quando lui è incapace anche di destro, mette un cross di sinistro così bene. È bello, sì. Tu è mai possibile, punta centrale, che non sei alto, alto come sei? Se io avessi metà dei centimetri tuoi, avrei fatto il giocatore di pallacanestro, che non riesci ad impattare con la forza, con la voglia di ingarrare consigli nella porta. Ingarrare, tu dovevi ingarrare il colpo di testa, inchiomma. Calmati. La voglio piazzare. No, lascia il like, non è finito il video, fermi, non è finito, lasciate il like, sì, queste linee, no, un attimo. Partiamo dal voto di Milik, come ha fatto così, Milik si prende 2, oggi si prende 2, perché questa roba qua è inaccettabile. Ok? Inaccettabile. Inaccettabile, non voglio sapere niente. Ancora. Non voglio sapere niente. Di conseguenze, velocemente, perché è già lungo. Facciamo delle menzioni speciali. Non mi ha convinto. Le respinte centrali, difficile, non va bene. Di Lorenzo io l'ho visto, non c'è male, sinceramente, quindi positivo. Diciamo solo positivi, i numeri. Ma i numeri? No, devi dare. Se faccio poi i numeri, tu poi intervieni. Certo che intervengo. Vedi, e poi dici che io non so fare le pagine. Allora io dico positivo e negativo. Così perché non mi puoi dire che Manolas ha fatto un'ottima partita. Se vuoi un 6, è un 6 meno. Perché comunque ci ha creato delle difficoltà. Maximovic molto male. Per me K2 ha giocato bene, non riesco a non dargli la sufficienza. Yusai merita 10 in pagella. Ho fatto il numero. Ma poi ho detto il numero. Lo so. Ma io glielo devo dare. Una volta accade nella vita che Yusai segna. È vero, però si merita 10. Fatemi dare il 10. Fabian, la lentezza. In napoletano la lentezza si può esprimere in vari modi. In questo caso si chiama Guallera. Andiamo avanti. Lobotka per me non male, comunque secondo me è positivo là in mezzo, perché comunque il Napoli quando crea così tanto vuol dire che il centrale è stato efficace, ed è stato efficace per me Zielinski. Ho sentito pareri strani su Zielinski, che non ha giocato bene. Lo stesso Gattuso ha detto i centrocampisti dovevano fare meglio. Sì, possono fare meglio, ma in fase conclusiva magari. Ma io poi l'ho visto che è arrivato al tiro più volte, ha messo Insigne davanti alla porta. Ma non lo so. Filtro. Male, si è mangiato un altro gol, più sbagliati, veramente male, insieme a Milik male. Insigne. Cosa? Sempre positivo, sempre bene, sempre mentalizzato. Calma, ci sto arrivando. No, perché ha sbagliato l'impossibile. Si mangia un paio di gol perché uno lo tira altissimo e l'altro lo chiude troppo. Allora ci sta. E poi quel retropassaggio di testa horror poteva costarci caro, quindi Insigne 6 meno, se vogliamo dare i numeri. Dopodiché entra bene Mertens, perché fa il lavoro che Milik non ha fatto, e poi serve il pallone ad Allan, che entra molto bene. Sbaglia il primo passaggio, lo so. Lo devi dire. Lo devi dire. Maledizione, che poi non Ma capisco. no, devi dire tu. Sbaglia il primo passaggio e va bene. Dopodiché Politano mi pare che fa la spizzata per Mertens, che poi porta al gol di Allan, quindi gli diamo un più. Elmas non mi è sembrato il fulmine di guerra, ma Elmas ha bisogno di più minuti. Merita, secondo me, in questo momento Elmas, Lozano, altri, di farsi vedere in queste ultime 2 partite, perché è finita. Andiamo a Barcellona, non ce la faccio più a dover dire che il Napoli si sta allenando, che è una cosa così, non lo so. Comunque, da New York Valerio Fluido è tutto, e
da Saverio Solito, da Brooklyn. E quindi lasciate un like, Mi lasciate un subscribe, se siete già iscritti cliccate sulla campanella perché andrò live. Non dimenticate che avrò un'intervista da fare presto per una radio tedesca, una roba bellissima. Fate tutte le cose che dovete fare. Questo è il video Moviola, questo è il video che non è per tutti, e se lo vedete siete molto bellini.